Allora, capitano Gambino, questo fulmine al ciel sereno, ecco, che effetti potrà fare o ha fatto nei confronti della squadra? Allora, intanto premessa che comunque dispiace perché quando si inizia un cammino si spera sempre di finirlo tutto assieme, però purtroppo nel calcio a volte succede questo, ma noi non ci possiamo permettere di fermarci a pensare questa cosa perché domani c'è una partita, siamo costretti a guardare avanti subito e velocemente perché, ripeto, domani è una sfida importante, non possiamo assolutamente perdere punti e quindi dobbiamo esclusivamente pensare alla partita. Noi giocatori dobbiamo pensare solo ad allenarci, come abbiamo fatto stamattina con Nobile, e pensare alla partita di domani. Perché, ripeto, se ci mettiamo a pensare chi sarà l'allenatore o perché il mister è andato via, rischiamo di perderci in chiacchiere e di mettere in secondo piano la partita di domani. A noi queste cose non ci devono interessare, l'unica cosa che dobbiamo fare in fretta, ripeto, è guardare avanti e affrontare la partita domani come se non fosse successo nulla. Cosa dice ai tifosi? Poi ti dico di starci sempre vicino come hanno fatto fino ad oggi, come hanno dimostrato domenica che ho visto lo stadio ancora più pieno del solito. Poi è normale che sappiamo che siamo noi a dover portare i tifosi allo stadio con i risultati e con le vittorie. Ecco perché dico non ci possiamo distrarre, perché noi siamo i primi a scendere in campo e noi siamo l'ago della bilancia che può riempire lo stadio o lo può svuotare. Di conseguenza, siccome a noi piace vincere e dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, vogliamo arrivare all'obiettivo e avere sempre lo stadio e i tifosi che ci seguono fuori casa.